C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci a centro anch'io, grazie a tutti, siete sempre numerosi, vi vogliamo bene. E prima del proverbio quotidiano vi raccontiamo un ripostiglio di asce in bronzo conservato nel Museo di Santa Giulia. Fu ritrovato nel 1873 a Torbole Casaglia con i resti del vaso che lo conteneva. Varie sono state le ipotesi vagliate sulla sua funzione: un tesoretto con valore premonetale, deposito di artigiani itineranti o forse un'offerta votiva per gli dei della natura. Ecco il proverbio di oggi. Attenzione, ai muis stadeanti, ai chop de dre. E noi andiamo davanti, dietro, accanto, insomma andiamo a cercare qualcuno. Oh, noi abbiamo la calamita per le belle donne. Lei è la signora? Ghidini Marinella. Bastava il nome. Marinella e lei? Maricica. Maricica. Maricica? Ah, che bello, ma lei non è però italiana. No, sono rumena. Rumena, benissimo, congratulazioni, sempre belle ed eleganti. Non so, non vorrei infierire sulla signora rumena. Lei come se la cava col dialetto bresciano? Non capisco niente. Beh, giustamente, assolta. Tocca a lei, interroghiamo lei. Ai mui sa stadeanti, ai chop de dre. Sa tradurlo, signora? Ai muli si sta davanti e ai fucili dietro. Giusto, e secondo lei che significato può avere questo? Che i muli possono darti le pedate, meglio star davanti. E chi spara ti spara addosso. Gaudenzio, allora tu il dialetto? Malamente, mal messo. Secondo me un buono meno te lo porterai a casa. Ai muis stadeanti, ai chop de dre. Sai tradurlo? Certo. Beh, allora Beh, ai muli bisogna stare davanti, se no si prende il calcio. Ai fucili bisogna stare dietro. Quindi così ampliando un po' l'insegnamento, il significato, cosa può significare, cosa può dare questo proverbio? È una logica di saggezza popolare che praticamente se hai a che fare col mulo devi sapere che devi avere delle precauzioni, e se invece vai a caccia devi stare attento a cosa fa il cacciatore vicino a te. Ampliando un po' così l'insegnamento, a stare attenti un po' a tutte le situazioni della vita. Esattamente. Ai muis sta deanti? Deanti. Ah, deanti ai chop de dre. Sì, bravissima, brava. No, giusto, ovvero che significato ha? I muli. I muli stanno davanti. No, ai muis sta deanti. Oddio, ai muli si sta davanti, ai chop di dre. Sì, giusto. Chop? Cosa sono i chop? Io so cosa sono i chop. Non lo so cosa sono i chop. Conosci persone con lo chop? No. Meglio. Sono pacifisti, sono disarmati. Cos'è lo chop? Non lo so che cos'è lo chop. Il fucile? Ah, ok. Ai fucili si sta dietro. Ai muis sta deanti, ai chop de dre, ai muli bisogna stare davanti per evitare le pedate ovviamente, e alle persone col fucile dietro per ovvi motivi. Insomma, attenzione a tutte le cose della vita, a tutti gli aspetti, a tutte le azioni, perché potrebbero prevedere dei rischi. Grazie per essere stati con noi, parola ai nostri ragazzi, alla prossima, ciao. Ciao Mattia, tu sai che cos'è l'armilì? No, mai sentito. L'armilì? Ma tu ce l'hai l'armilì? Non lo so. Oppure lo trovi in qualche frutto? L'armilì è il mignolo oppure il nocciolo della ciliegia? C'entro anch'io.